Stasera portiamo in scena con Raul Moretti, che è un arpista internazionale che, oltre alla rarità di essere uno dei pochi uomini arpisti, ha la capacità di suonare l'arpa elettrica utilizzando degli strumenti antichi, quindi quale l'arpa, ma con dei risultati modernissimi, perché la processa con il Macintosh, usa la loop station, usa degli effetti speciali, e questo rende forse il nostro reading un po' diverso dai soliti reading, perché a mia volta io sono uno che bazzica la poesia, che in realtà è un linguaggio altrettanto antico dell'arpa, ma lo faccio attraverso una scrittura molto pop, molto fruibile, molto attuale. E anch'io sul palco ovviamente giochicchio, accompagno Raul, la sua arpa e il suo modo eclettico di utilizzarla, cercando di fare con le voci, con gli effetti, con i campionamenti un po' di atmosfere musicali. Quindi c'è anche qualche cantato, per cui è effettivamente un reading vecchio stampo, con qualche incursione però anche in tentativo di innovare un po' il genere, che così altrimenti sembra un po' paludato, anche un po' obsoleto. È una cosa che succede molto spesso, accade con naturalezza sul palco. Noi, girando entrambi tutta Italia per lavoro, proviamo molto poco, lo ammettiamo, però abbiamo trovato questa bella sintonia sul palco, per cui ci incastriamo con una certa naturalezza. Speriamo stasera che risucceda questa magia anche qui a Seneghe.